Immagini dal forte impatto emotivo capaci di far emergere la suggestione di una situazione operativa sono i principi del calendario della Polizia di Stato 2014 che ha l'usuale finalità benefica. Con le vendite sarà finanziato il progetto UNICEF per garantire assistenza ad almeno 5.500 bambini del Bangladesh. Facciamo subito Raffaele Padrone che è qui con noi. Allora, segretario generale dell'UGL Sicurezza in Friuli Venezia Giulia, quali sono le problematiche da esporre questa sera, Padrone? Ma le problematiche non voglio siano ripetitive, qualcuno può pensare siano ripetitive, ma vedo che grazie alla sua televisione seguitissima anche veramente in Veneto, dove io mi reco per alcune riunioni, parlo con la gente per la strada, mi fermano e mi dicono ma lei dice le cose, ma è possibile che sia così? Purtroppo è così, cioè la polizia non fa altro che attuare quelle disposizioni di legge, quelle normative che vengono fatte e legiferate dal Parlamento. E allora quando io gli dico guardate che qua a qualche anno voi non chiamerete neanche più il 112 113 perché la polizia non arriverà più, si spaventano, ma non è possibile. E io dico è così perché il comparto sicurezza, noi il giorno 4 di settembre eravamo andati, vi ricordate, ve l'avevo detto subito il giorno dopo, che ci hanno detto che non ci sono soldi, adesso ci hanno ripristinato e richiesto un incontro il 18. Beh, noi abbiamo parlato di sprechi, direttore, cioè non ci sono soldi per il comparto sicurezza, forze di polizia, i vigili del fuoco, e poi ci sono gli sprechi, ve lo diciamo noi quali sono gli sprechi, no? Quando ci sono appartamenti dati, regalati a dirigenti che anche della Polizia di Stato che non sono più in servizio, prefetti che non sono più in servizio, questi sono gli sprechi, nessuno si è tolto l'auto blu, le scorte continuano, 5-6 mila uomini ogni giorno, H24 per queste scorte, quindi questo è il problema, cioè la polizia invecchia, non vogliono far concorsi perché dicono che ci sono tagli alla sicurezza, alla spending review, ormai l'abbiamo imparato a memoria, quindi voglio dire, sono notizie che sembrano ripetitive, direttore, ma secondo me dovrebbero allarmarci, perché poi la gente per strada dice ma ieri ho visto quello che chiedeva l'elemosina, abbiamo chiamato i vigili, gli hanno detto se ne può andare, perché poi cosa gli possiamo fare? Niente, non ci sono leggi per arrestare la gente, questo è il problema. Così. Raffaele Padrone, grazie, segretario generale dell'UGL Sicurezza in Friuli Venezia Giulia.